e ci siamo riusciti, nonostante la burocrazia, siamo riusciti a portare a casa questo splendido esemplare di M7 Priest, un obice semovente della Seconda Guerra Mondiale. Dovrebbe essere anni 43-44, adesso studieremo qualcosa, studieremo l'argomento. E adesso vi lascio la parola a Francesco che vi racconterà qualcosa di questo carro. Si tratta di un semovente artiglieria americano, un M7 B1E9 Priest. È un modello molto raro della versione M7 perché ha la careggiata del treno di rotolamento allargato per poter installare delle prolunghe sui cingoli per poter affrontare dei terreni, diciamo, più impervi. Monta un motore stellare 9 cilindri di derivazione aeronautica e monta un cannone con un calibro 105 mm. Questa versione particolare dell'M7 Priest ha la carreggiata allargata per poter installare i duck bills, che sono praticamente delle prolunghe del cingolo che servono per non farlo sprofondare nei terreni fangosi accidentati. E in questo caso possono essere montate sia all'interno che all'esterno del cingolo. E solitamente invece nei carri Sherman così veniva montata solamente all'esterno. Poi questa modifica E9 venne soppiantata da una nuova versione di treno di rotolamento che è la HVSS. L'M7 poteva montare due tipi di motori in base alla versione, o un 9 cilindri stellare Continental o un Ford V8. In questo caso monta un motore Continental 9 cilindri stellare benzina. Il restauro di questo mezzo appena ci sarà possibile, perché in questo momento come associazione stiamo facendo ancora dei lavori di restauro nella nostra sede. Quindi appena avremo pronte tutte le officine inizieremo con lo smontaggio completo di tutto il carro, delle varie parti. Poi lo sabbieremo completamente e revisioneremo tutte le parti meccaniche per renderlo di nuovo, diciamo, efficiente. L'equipaggio dell'M7 era formato da 5 persone, il pilota, il capocarro e 3 serventi al pezzo. Una volta ultimato il restauro di questo M7 Priest lo utilizzeremo per rievocazioni storiche, raduni e mostre e anche per quanto riguarda il settore cinematografico.